15 giorni fa è iniziata ufficialmente la vendemmia 2026 in Friuli Venezia Giulia. Si è partiti con le uve da bollicine per passare subito ai vini bianchi fermi. Dalle Grave al Prosecco triestino, passando per i colli orientali del Friuli e Collio, senza dimenticare Friuli Aquileia, Annia, Latisana, Isonzo e Ramandolo. Le bizze meteorologiche con la forte siccità e la calura estiva che hanno giocoforza rimescolato le carte di quello che per tutti è un vigneto chiamato Friuli, il punto della situazione. Quel che ci si aspettava e che emerge in questi ultimi giorni è che questo caldo e questo stress termico ha influenzato un po' sia i dati analitici, ma soprattutto le rese che sono piuttosto basse come ci si poteva aspettare. Ci sarà in quest'annata una netta e marcata differenza tra le uve prodotte in collina rispetto a quelle di pianura? Direi che quello che fa la differenza, visto l'andamento particolarmente caldo, è come uno ha lavorato agronomicamente in vigneto. Sicuramente chi ha gestito bene i suoli, arieggiandoli, tenendoli soffici, irrigandoli in qualche caso, può avere un buon prodotto. Sicuramente è chiaro che la collina, se ben gestita, ha una massa in più.